credo ci sia da sperare che questo coraggio dimostrato da chi si è rimesso a rimettere a posto un inizio importante in questa struttura, ecco, quindi da parte mia come quartiere tutta la disponibilità, abbiamo già un po' ragionato su questo nel poter contribuire a aiutare questa impresa e spero possa essere a disposizione delle famiglie e dei ragazzi imprenditori. Quindi un grazie per quello che intanto siete riusciti a fare in questi primi mesi proprio per avere uno spazio a disposizione delle persone sane. Molto semplicemente. Do la parola a Andrea Vannucci, l'assessore allo sport del Movimento. Ecco, io mi inserisco idealmente nel discorso che ha fatto Cristiano. Intanto buonasera a tutti, e quando si vedono questi esempi, su queste esperienze, l'unica cosa da fare è dire grazie a chi questo coraggio l'ha avuto, questa determinazione l'ha avuta e chi questa possibilità l'ha voluto offrire agli altri, offrirla a un quartiere che sicuramente saprà farne buon uso di questi nuovi spazi sportivi, che già stasera sono molto nuovi, sono recuperati, che già stasera sono popolati di tanta gente che ha voglia di vederli crescere e vederli vivere sempre di più. Quindi veramente grazie, il più forte, il più sincero in bocca al lupo a tutti voi e a chi questa operazione coraggiosa ha deciso di farla e di farla appunto con coraggio. Grazie.